Sensibilizzare i giovanissimi sui temi della sicurezza attraverso un invito a teatro. Confindustria Sardegna Centrale usa lo strumento dell'arte e delle emozioni per portare avanti, insieme alla direzione regionale INAIL Sardegna, il progetto Scuola Impresa Promuoviamo la sicurezza, indirizzato alle scuole del territorio. Un evento che si è tenuto questa mattina a Nuoro presso il Teatro Bocche Teatro e che ha coinvolto oltre 300 studenti e insegnanti degli istituti superiori di Siniscola, Macomer e Nuoro. Il tema della salute e della sicurezza all'interno delle aziende è un tema fondamentale. Noi crediamo nei giovani, crediamo nelle scuole, crediamo nella formazione. Abbiamo iniziato un percorso di diversi progetti che portiamo avanti con l'INAIL, tra cui c'è questo, ed è il primo di una serie di eventi che faremo nel territorio, approcciando le scuole. L'INAIL è sempre stato a fianco a iniziative di questo genere perché appunto è ben consapevole dell'importanza di anticipare la formazione sui temi della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, perché già adesso sono in sostanza soggetti delle disposizioni a loro tutela. Innanzitutto sono assicurati INAIL per quanto riguarda gli infortuni che avvengono in ambito scolastico. In secondo luogo partecipano ai percorsi relativi alle esperienze ex alternanza scuola-lavoro. Sul palco lo spettacolo A chi esita, presentato dalla compagnia Rossolevante, una narrazione per monologhi delle storie di chi è rimasto vittima della mancanza di una solida cultura della sicurezza sul lavoro e non solo. La sicurezza riguarda il mondo del lavoro, ma va vista a 360 gradi, quindi affrontiamo questo tema cercando di raccontare delle storie che riguardano anche altri contesti, quindi la sicurezza sulle strade, la sicurezza a casa e poi anche tutte quelle che sono le conseguenze possibili di una mancanza della sicurezza, quindi chi rimane coinvolto in infortuni, ma anche i parenti, gli amici, tutte le conseguenze sociali di un grave infortunio.